Squadre di 10 ragazzi, tutti tra i 14 e i 19 anni, al lavoro per il bene comune nei parchi, nelle scuole, nelle vie del loro comune. Riparte la quinta edizione di Ci sto a fare fatica, un progetto nato a Bassano nel 2016 e che quest'anno, nonostante l'emergenza sanitaria, coinvolgerà 16 comuni. Siamo fortunati, è un progetto che ha sempre privilegiato il lavoro negli spazi aperti e in luoghi pubblici come i parchi, ad esempio. Ha privilegiato sempre gruppi di 10 ragazzi, piccoli gruppi, guidati da un giovane tutor. Quindi di fatto non cambierà nulla. Nel 2019 1088 i ragazzi coinvolti suddivisi in 142 squadre, un progetto ripartito grazie ai ragazzi. Che molti di loro ci hanno chiamato, sia loro i ragazzi, che è la cosa che ci ha più stupito, e naturalmente anche i genitori, chiedendoci se, quando e come il progetto sarebbe ripartito. E purtroppo per parecchio tempo non sapevamo bene che risposte dare, perché non sapevamo esattamente cosa si sarebbe potuto fare. Questo è il motivo per cui la giornata di oggi per noi è davvero una giornata di grande soddisfazione. I ragazzi devono sentirsi cittadini del proprio comune e quindi attraverso i lavoretti, i lavori che fanno, una bella integrazione con il proprio territorio, aiutati ovviamente dai tutor che li seguono quotidianamente e quindi anche un'integrazione fra le varietà. I ragazzi saranno impegnati dal 6 luglio al 7 agosto nel prendersi cura di spazi comuni. Lavori manuali, pratici, dove possano fare fatica, guidati da un tutor, da un giovane tutor di 20 anni, quando riusciamo anche da un handyman, quindi da un signore, da un adulto che può insegnare loro anche il lavoro, il mestiere nel caso, e poi ovviamente la possibilità di avere un buono fatica alla fine della settimana da spendere in varie possibilità del loro tempo libero. Iscrizioni aperte dalle 9 di lunedì 22 giugno sul sito cistoafarefatica.it.